Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dell'esperto di calciomercato. Napoletano, come state? Spero tutto bene. In questo video andremo a parlare un po' di una cosa che non volevo far uscire perché pensavo che erano finiti gli infortuni per il Napoli. E questo video doveva essere un video riguardante il calciomercato. E a proposito, scusate se uscirà un po' tardi, però sto avendo problemi con la connessione. Ma vabbè. Volevo oggi, alle ore penso 9:40, 9:45, in base a quando state vedendo il video, sono fortunata Milinkovic Savic e poi come si chiama? Grillo Mazzocchi e era vice titolare, se vi ricordate ieri nella preview nelle pre-partite di Napoli, cioè di Juve Napoli, era vice titolare. Ci rendiamo conto? Si è fatto Maluris, non verrà convocato perché ha avuto una botta, una cosa del genere. Invece Milinkovic Savic, infortunio muscolare. Infortunio muscolare. Infortunio muscolare. Cioè, voglio, io non mi volevo arrabbiare oggi, cioè, perché oggi sta Napoli, cioè sta Juve Napoli, non confondo se, sta Juve Napoli, e quindi, cioè, vorrei a partita in santa pace, magari mi volevo arrabbiare, dopo la partita, se Napoli giocava una brutta partita, cosa normale, però, però, cioè, chi su qua, no? Chi su preparatore atletico, un attimo sto strano le cuffie, ok. Su preparatore atletico tenimmo mo, se ne deve andare con calci nel sedere, per non essere troppo volgare, se non mi bannano. Cioè, se ne deve andare proprio da Napoli, se mo, ok? Entro la prossima partita di campionato dovrebbe essere il 31 contro la Fiorentina, sabato 31. Ritornano 2 o 3 di loro perché entro il 31 dovrebbe ritornare Anghissà. Poi chi dovrebbe ritornare? Anghissà, poi e Lukaku dovrebbero ritornare entro il 31, sabato prossimo. Cioè, se mo ritornano questi due e si fanno male pure altri due, giuro che proprio ho cosa un capo. Cioè va a pigliare preparatura atletica e lo manda a quel paese a calci nel sedere. Perché io voglio preparatura atletica, noi chi stanno, ma quello là che ha preparato, come si chiama, Kvara, Osimhen, poi Lindstrom, 1 anno fa, ma anche l'anno scorso, non vede, è cagnato e non è lo stesso. Cioè, ha fatto buono Iodice là, come Peppe Iodice, che ha chiamato tutto Ronaldo, ha detto, ma che sta succedendo? Ma tu poco chiamammo pure tutto quanto. Cioè, diciamo, a gioco, a Fernino Po, chiamammo medico preparatore atletico, e mi stai andando conto. Mi serve. Mo, se continua ad avere infortunati, tu hai preparato l'atletico, te ne devi andare con l'aereo. Hai capito? Te ne hai. Cioè, se continui te ne devi andare, ok? Perché noi tifosi napoletani ci stiamo un po' scocciando, se permetti. Va bene una volta, va bene 2 volte, va bene 3 volte, va bene pure 5-6 volte. Però arrivare a una squadra titolare più riserve di infortunati, cioè siamo messi malissimo. Mo come chiama mezzo campo? Cioè, se la porta va meretta. Che ha fatto solo un allenamento. In attacco, vabbè, Holland. Cioè, mo in da che la fascia, che mettiamo?
se Politano è costretto ad andare sopra, ok? Se Conte non mette Vergara, chi fa un terzino? Cioè, chi fa questo nel centrocampo? Fa Chip o fa Nonom? Cioè, vabbè, ragazzi, io vi saluto e questo video è in collaborazione con The World of Football, che trovate il link qui sotto in descrizione. Mi raccomando, iscrivetevi pure là, iscrivetevi anche al mio canale e lasciate un bel like. Ciao e giù.